Salve a tutti, facciamo ora un esercizio su un ponte levatoio dove sarà chiaro che il momento può essere calcolato in due modi diversi. Quindi qui abbiamo un ponte levatoio che può ruotare intorno a questo punto. Qui abbiamo una corda che lo sorregge e la nostra domanda è proprio quanto è la forza nella corda. E qui abbiamo un angolo alfa e il ponte levatoio ha una lunghezza L e conosciamo la massa che è 300 kg, questo L è 400 cm, sia alfa è uguale a 30 gradi, e questo punto in cui la corda tira il ponte levatoio si trova a 3/4 di L. E vabbè, ci interessa sapere quant'è la forza con la quale la forza nella corda, per sapere se si spezza o no, ad esempio. Allora, qui diciamo, qui abbiamo anche il peso del ponte levatoio. Questo peso agisce nel baricentro che sta al centro. Quindi il braccio di questa forza, che è il peso del ponte levatoio, è un mezzo L, perché sta proprio qui sulla metà. Invece adesso ci interessa quanto è il braccio di questa forza F, è proprio quella che dobbiamo calcolare. Allora, come si trova il braccio della forza? Si prende la retta sulla quale sta la forza e si vede la distanza tra quella retta e l'asse. E questa qui, e questo qui è il braccio. E visto che qui abbiamo l'angolo alfa, possiamo scrivere che seno alfa è R fratto cosa? Questa lunghezza fino a qui, quindi 3/4 L. R fratto 3/4 L in questo triangolo, quindi ipotenusa è lunga 3/4 L. Poi qua invertiamo, troviamo che R è 3/4 L per seno alfa. Va bene, allora adesso rispetto a questo punto il peso vuole ruotare in questo verso e la forza che sorregge il ponte levatoio vuole ruotare in questo verso. Hanno versi opposti, quindi i momenti, un momento avrà il segno più, l'altro momento avrà il segno meno, non importa quale, e poniamo tutto uguale a 0. Allora, il momento di questa forza F è F per il suo braccio, che ho chiamato R. Quest'altro momento gli metto il segno meno, e qua metto Fg per il suo braccio, che è un mezzo L, è uguale a 0. Poi adesso questo termine lo posso portare all'altra parte, e questo meno diventa un più. Visto che proprio mi interessava F, adesso qua divido con R e trovo tutta questa espressione diviso R. Adesso questa espressione qui Fg è uguale a M per G, poi per un mezzo L, e R ho trovato sopra è 3/4 L seno alfa. Adesso metto i valori. M è 300 kg, G è 10 metri al secondo quadrato, lo arrotondo così, mi va bene, un mezzo di L. L era 400 cm, metto 200 cm. 3/4 di L, 3/4 di 400 sono 300 cm. E dici, ma perché ho messo in centimetri? È perché tanto i centimetri si semplificano, quindi si può mettere anche in centimetri volendo. E seno di alfa è seno di 30 gradi, se andate a calcolarvelo vedete che è esattamente un mezzo. Potete mettere un mezzo oppure mettete qua 0,5, esattamente quel valore. E allora, qua anche 300 si semplifica, insomma vi fate qua il calcolo, 10 per 200 diviso 0,5, trovate che è 4000 Newton, perché Newton che sono chilogrammi metri sul secondo quadrato. E abbiamo trovato la forza. Per favore. Sì. Ecco, no, volevo dire ancora questo, perché si può calcolare in due modi il momento qua. Qui l'ho calcolato in questo modo, prendo il braccio, ma volendo si poteva fare un altro modo. Si poteva scomporre questa F in due componenti, una verticale e una orizzontale. E quindi la componente orizzontale non dava alcun momento, perché la componente orizzontale va a finire proprio dentro l'asse di rotazione, e quindi si sarebbe potuta considerare soltanto la componente verticale, prendendo come braccio però la componente verticale, quindi messa così, come braccio questa lunghezza qui, che è 3/4 L. Volendo si poteva fare anche così. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.